È una giornata storica per la nostra città, è davvero un bel regalo di fine anno perché finalmente lo Stato, nella persona del comandante Fusco, ci dà la disponibilità piena, ci consegna la torre di Carlo V, la consegna alla città che da me è rappresentata e evidentemente noi siamo orgogliosi di averla perché è il simbolo, è la torre attorno a cui è cresciuta questa comunità, si identifica la nostra cittadina e evidentemente vogliamo poterla destinare alla fruibilità della comunità locale, ma di chiunque voglia poterla venire a visitare. E già abbiamo avuto un vertice con la sovrintendenza, con l'autorità portuale e con la capitaneria per la destinazione futura a musealizzazione attinente al mare, in modo tale che da renderla anche attrattiva per i futuri traffici crocieristici che a breve dovrebbero coinvolgere la nostra città. Quindi è un bellissimo momento anche di prospettiva futura che a fine anno riusciamo a concretizzare. Ringrazio anche gli uffici, l'ingegnere Maiorino che personalmente si è intestato questa procedura per lunghi anni che si va dietro. Finalmente riusciamo a concretizzarla, la dazione al Comune di Porto Empedocle. Oggi è un momento molto importante per la città di Porto Empedocle perché come amministrazione marittima abbiamo suggellato un passaggio di consegne della Torre Carlo V, quindi la Torre Carlo V da oggi è stata consegnata al Comune di Porto Empedocle che potrà realizzare il progetto di renderla museo del mare, quindi attinente a quello che è la funzionalità dello stesso sito. Noi siamo molto felici di questo perché ci rendiamo conto che la città ha bisogno di segnali positivi e riteniamo che questo sia un momento veramente importante di comunione tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione marittima che ben volentieri con questo atto dà la possibilità al Comune di poter provvedere a tutto quello che è necessario per rendere ancora più fruibile e per tutti i cittadini non solo di Porto Empedocle ma dell'Italia di un bene così importante qual è la Torre Carlo V.